Cari telespettatori, siamo supportati dallo SPI-CGIL del Veneto, ma in modo particolare con Antonella Franceschin, SPI-CGIL Padova. La ricorrenza dell'8 marzo è stato un momento significativo, in modo particolare per ribadire che cosa, segretaria? Innanzitutto partiamo dal fatto che quest'anno è un anno importante perché festeggiamo gli 80 anni di diritto al voto delle donne, quindi un diritto che si è conquistato con le lotte delle donne che credevano nella loro emancipazione, nel bisogno della loro emancipazione in questa società, nel portare il loro apporto in un mondo che allora era prevalentemente patriarcale. Quello che è stato fatto è stato molto importante perché oltre al diritto al voto le nostre madri costituenti, lo dice il nome, hanno contribuito a scrivere la nostra Costituzione inserendo tutta una serie di articoli che prevedono già l'emancipazione femminile e su cui poi negli anni sono stati fatti numerose conquiste rispetto all'emancipazione femminile. Cioè, stando solo alla Costituzione ci sarebbero stati pilastri per un'uguaglianza di genere senza precedenti. Assolutamente sì, e questi pilastri ci sono ancora, però bisogna perseguirli, bisogna fare cultura affinché vengano perseguiti. Ci sono state delle conquiste importantissime nel corso degli anni, soprattutto negli anni 70, dove si sono raggiunti dei traguardi molto importanti per l'emancipazione femminile. Io vedo che in questi anni c'è una sorta di battuta d'arresto, perché forse si ritiene che i diritti una volta acquisiti non debbano più essere difesi e invece non è così, i diritti vanno sempre difesi perché la società cambia, cambiano gli equilibri economici, gli equilibri politici e c'è il rischio di avere appunto un arretramento, un ritorno alla cultura patriarcale. Lo vediamo. E vanno insegnati quindi a questo punto anche ai giovani, trasmessi. Soprattutto ai giovani perché loro non hanno, forse le nostre generazioni sono quelle che hanno un po' vissuto attraverso i ricordi delle nostre nonne e delle nostre madri un periodo di forte ristrettezza. I giovani adesso fortunatamente non lo stanno conoscendo, però ritengono che quello che hanno sia, non possa essere perso, invece non è così. Lo vediamo a contatto con altre culture, nella violenza verso le donne che lo troviamo nelle pagine dei rotocalchi tutti i giorni, lo vediamo nella disparità salariale ancora oggi fortemente presente nel mondo del lavoro, lo vediamo anche nella distribuzione dei compiti all'interno delle famiglie. E da quello bisogna partire, già da quello, piccole cose che sono grandemente importanti. Esattamente. Segretaria, grazie a voi di averci seguito. Io vi invito come sempre a contattare tutte le sedi dello SPI-CGIL presenti sul territorio per qualsiasi informazione e poi, già che ci siete, fatevi dare una contralnatina alla pensione che non fa male. Buon proseguimento.